Siamo con Piero Ruzzanti, vice segretario regionale del Partito Democratico. Alessandra Moretti ha appena detto che Luca Zaia in questi anni non ha fatto nulla, ma non le sembra insomma una dichiarazione un po' troppo forte? No, è la domanda che si pone ai cittadini del Veneto. Alla richiesta di sapere che cosa ha fatto Luca Zaia, osserviamo che la gente rimane un po' interdetta e non è in grado di dire e di esprimere un concetto, una cosa, un'opera fondamentale che ha fatto. Non ha fatto nulla, no, non è vero, ha dato il via libera per esempio a Veneto City, un'ennesima colata di cemento al centro del Veneto che rappresenterà un ennesimo centro commerciale, arricchimento nelle mani di pochi, chiusura di tanti esercizi commerciali nel territorio, un impoverimento del nostro Veneto, e questo rappresenterà un ennesimo colpo alle nostre economie, alle nostre imprese, perché per ogni addetto della grande distribuzione commerciale perdono il posto di lavoro in 4. Se vincerà Alessandra Moretti si potrà fermare Veneto City? Si potrà sicuramente cambiare il modello di sviluppo, cioè noi creeremo un Veneto che avrà meno cemento, più opere per la sicurezza idraulica e rimetterà il concetto fondamentale al centro, quello della ristrutturazione, della riqualificazione e rigenerazione dei territori. Abbiamo centinaia di capannoni vuoti, abbiamo cementificato ogni centimetro quadro e dopo ci sorprendiamo se ad ogni goccia di pioggia l'acqua esce dai fiumi. Purtroppo chi è causa del suo mal pianga se stesso. Zaia è in continuità con l'amministrazione Galan, loro sono stati responsabili di questo scempio dal punto di vista urbanistico. Se la sente di dare un grazie a Flavio Tosi? Ma guardi, io credo che Flavio Tosi sia un avversario, diciamocelo francamente, e credo che sia l'avversario di queste elezioni regionali. Non c'è ombra di dubbio che questa rottura nel centrodestra dà più possibilità al centrosinistra, anzi io credo che oggi Alessandra Moretti sia la favorita in Veneto per poter vincere questa sfida, ed è evidente che correremo da avversari, non c'è nessuna alleanza con Flavio Tosi, è un nemico in senso buono, nel senso che è un avversario politico, il nostro programma è alternativo al suo.